Gigi Datome, tu conosci bene Montebelluna, la realtà montebellunese, e conosci molto bene anche quella dell'NBA. Che emozione è oggi e cosa dobbiamo aspettarci da questi 2 giorni? Ma è un evento molto molto bello che coinvolge appunto tante regioni d'Italia ed è un modo appunto per permettere a questi ragazzi di conoscere la pallacanestro soprattutto, di giocare a competizione con la maglia di una squadra NBA e soprattutto non solo permettere a chi già fa pallacanestro di farlo anche con la scuola, ma soprattutto di coinvolgere anche tutti i ragazzi e le ragazze che ancora non fanno pallacanestro, quindi permettergli di conoscere il nostro sport. E penso che questi eventi finali, comunque tutti si sono messi in viaggio per venire qua, stare insieme, condividendo una passione del tempo in un luogo sano e pacifico come permette la pallacanestro, insomma sia un bel modo di spendere del tempo. Che consigli ti senti di dare a questi ragazzi? Di divertirsi, di fare quello che stanno facendo, perché finché si divertono vuol dire che continueranno a giocare, e quando si divertono vuol dire che faranno di tutto per giocare in ogni contesto, che sia appunto con la propria squadra, con la propria scuola, e poi le cose vengono pian piano, ma questa è l'età insomma del divertimento, della socialità e del crescere attraverso i valori che la pallacanestro vuoi non vuoi ti dà, quindi questi eventi servono anche a questo.